C'è anche il veneziano Emanuele Cozzolino tra i deputati nella bufera della Rimborsopoli a 5 Stelle. A puntare il dito è lo stesso movimento che pubblica sul blog l'elenco di chi non ha restituito la quota dovuta del proprio stipendio da parlamentare, come prescrivono i dettami grillini. Cozzolino, ricandidato alla Camera nel listino bloccato, ha spiegato la sua versione in un lungo post sulla propria pagina Facebook, dove ironia della sorte campeggia in copertina l'invocazione a tagliare sprechi, privilegi e costi della politica. Nel 2014, a fronte di problemi personali, ho mancato di versare circa 13.000 euro, ammette il deputato veneziano. Ho utilizzato questi soldi in un momento di difficoltà personale, forse con leggerezza ma con vera intenzione di restituirli. La cifra è stata ripianata in questi giorni e oggi confermo di aver restituito volontariamente in toto circa 180.000 euro, in linea con gli altri parlamentari. Nonostante questo accetterò le conseguenze e rispetterò le regole e mi atterrò alle sanzioni del partito. Sono pronto a fare un passo indietro. Parole che non sono bastate a placare la furia dei militanti, alcuni dei quali sfogano la loro ira con insulti sulla stessa pagina del deputato. È facile parlare dietro una tastiera, ma il farlo poi concretamente, rinunciare a 200, 250, 300 mila euro in 5 anni, il valore di una casa è forse di più. Ecco, questo è stato fatto dal 95% dei nostri parlamentari. Certo, alcuni sono caduti forse per problemi o altro o semplicemente perché si è italiani e quindi si fa fatica a rinunciare ai privilegi.